Siamo in un'agenzia viaggi, per cui parliamo di bonus vacanze. Cerchiamo di capire cos'è, come funziona e chi può utilizzare questo buono vacanze. Ora, innanzitutto, chi può beneficiarne per l'appunto? Possono beneficiare tutte quelle famiglie che hanno un reddito ISEE inferiore ai 40.000 euro. Che cos'è il reddito ISEE e come si può ottenere? Ora, l'ISEE esattamente è l'indicatore della situazione economica della famiglia. Altri dati tipo la composizione del nucleo familiare, la casa di abitazione, i dati anagrafici del singolo individuo, il patrimonio immobiliare, il patrimonio mobiliare, i redditi di eventuali assegni percepiti, possessori di veicoli, cioè si fa un esame del DNA della situazione economica della famiglia. La somma, diciamo così, di questa situazione economica, che è una sommatoria in realtà non solo numerica ma di una serie di elementi, determina quello che è il tuo reddito ISEE familiare. Ovviamente questo reddito ISEE, per poter beneficiare del bonus, deve essere inferiore ai 40.000 euro per nucleo familiare. Quindi in linea di massima stiamo parlando di famiglie con un reddito medio-basso. Allora, questo, una volta fatto l'ISEE, mi aiuto con gli appunti, ok? Ci si può rivolgere all'agenzia di viaggi, quindi per la produzione di un pacchetto vacanze che abbia minimo 3 notti. Lo sconto della vacanza però non sarà uguale per tutti, dipenderà anche dal nucleo familiare. Diciamo che se si è in 3 nel nucleo familiare, ovviamente stando sempre sulla base del reddito inferiore ai 40.000 euro di ISEE, si può utilizzare fino a 500 euro e via scalare fino al singolo che va in vacanza potrà utilizzare 150 euro. Non tutti questi 500 euro, diciamo, sono lo sconto, ma lo sconto sarà in parte sconto, in parte invece sarà detrazione fiscale. Infatti l'80% di 500 euro, quindi 400, sarà uno sconto diretto, 100 euro invece che vengono comunque dati dal consumatore verranno detratti nella dichiarazione dei redditi successiva. Il fornitore del servizio, in questo caso l'agenzia viaggi, dovrà tra virgolette anticipare lo sconto, che poi gli verrà rimborsato con un credito imposta da utilizzare in compensazione per le dichiarazioni dei redditi future. È anche vero che però c'è la possibilità di fare una cessione del credito a terzi, ma questo lo vediamo dopo. In ogni caso, le modalità attuative verranno determinate nei prossimi giorni dall'Agenzia delle Entrate, ma fondamentalmente è quello che vi stiamo spiegando. Per le agenzie presumo che nel caso dei pacchetti intermediati, ricordo che il pacchetto deve essere di minimo 3 notti, ma nel caso dei pacchetti intermediati con i tour operator mi auguro e penso che saranno gli stessi tour operator ad accollarsi lo sconto, ma questo lo vedremo nei prossimi giorni. Nel caso invece di costruzione di pacchetti, quindi un tailor made, il credito imposta dovrà essere gestito direttamente dall'agenzia perché sono loro stessi i tour operator. Come dicevamo, il requisito fondamentale è quello che la famiglia abbia un reddito inferiore ai 40.000 euro. L'importo di sconto per la precisione viene strutturato in questi termini: più di 2 persone avranno 500 euro di sconto, quindi 400 più 100, quindi 80% e 20%, 2 persone 300 euro, con stessa logica dell'80-20, e il singolo avrà 150 euro, e ovviamente anche in questo caso 80-20. Per ottenere il calcolo dell'ISEE in realtà basta andare ad un CAF e teoricamente è gratuito come servizio. Facciamo un esempio pratico di come funziona lo sconto su una vacanza. Ipotizziamo che una famiglia di 3 persone vada a prenotare un pacchetto di solo soggiorno in una struttura al mare. Ipotizziamo che, per fare i conti facili, la vacanza costi 1.000 euro. In questo caso la credit tax vacanze in questo caso sarà di 500 euro. Vengono utilizzati nel seguente modo: 400 euro di sconto sul prezzo del soggiorno, che quindi scende a 600 euro, i restanti 100 euro in dichiarazione dei redditi del richiedente andrà nel 2001 come detrazione. Il bonus è utilizzabile dal 1 di luglio fino al 31 dicembre del 2020. Attenzione! Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi, quindi o un pacchetto di un tour operator o costruito dove l'agenzia di viaggi è l'organizzatore. Arriviamo quindi ai pro e ai contro di questo bonus. I pro è che sicuramente lo sconto c'è e ci sarà per chi potrà e riuscirà ad utilizzarlo. I di contro sono tanti. Allora, innanzitutto il credito ISEE inferiore ai 40.000 euro taglia via dalla possibilità dell'utilizzo una grandissima fetta degli utenti e comunque in ogni caso raggruppa in questo gruppo di persone soltanto persone che hanno un reddito medio-basso.
Sicuramente le famiglie con reddito medio-basso non sono quelle che sono maggiormente performanti nell'acquisto, o quantomeno quelle che creano maggior giro di fatturato a livello turistico. Pertanto non vedo come le famiglie medio-basso spendenti possono dare un aiuto al mondo del turismo. Quindi questo di base è già di per sé un bonus negativo. Dopodiché c'è un altro contro, ovvero sia i tempi per recuperare la documentazione. Io mi aspetto che molta gente arriverà nelle agenzie viaggi, chiederà di avere lo sconto, bisognerà spiegargli che devono andare a fare l'ISEE perché non tutti lo sapranno. In un centro CAF che funziona bene, un calcolo dell'ISEE che comunque è gratuito, ci vogliono minimo 10-15 giorni per averlo. Immaginatevi voi in centri CAF che funzionano male, e ce ne sono tantissimi, e che comunque in questo periodo che ci sarà un over di richieste, io mi immagino che i tempi di richiesta saranno molto più lunghi. Facendo la sommatoria del fatto che le informazioni ai clienti dovranno arrivare dopo e dovranno avere la richiesta, e fin tanto che non c'è un certificato ISEE che comprovi sotto i 40.000 euro non si può prenotare, io credo che molti perderanno l'opportunità. Il contro più grande è oggettivo. Sono 3 mesi che le agenzie di viaggi non stanno fatturando, sono 3 mesi quindi che siamo a fatturato zero. Fatturato zero senza aiuti di Stato, perché non ci sono stati soldi a fondo perduto. Molte agenzie che magari lavorano da sole non hanno ricevuto neanche, o forse hanno ricevuto i primi 600 euro, poi neanche quelli. Molte agenzie che hanno dipendenti, ad oggi che siamo il 15 di maggio, i dipendenti non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione in deroga, quindi comunque in ogni caso le agenzie di viaggio in questo momento sono in grave difficoltà a livello di liquidità. Io mi immagino un'agenzia che dovesse ricevere 10-20 richieste di questo tipo di sconto, che dovesse anticipare i 400 euro a famiglia. Sono 4, 8, 10.000 euro di anticipo, e onestamente non credo che molte agenzie siano in grado di poter fare questo tipo di operazione, quindi la vedo difficile. Io sono sempre più convinto che il privato sia molto meglio dello Stato, nel senso che il privato ha l'oggettività delle cose e ragiona in termini pratici. Lo Stato ragiona in modo a spot, tant'è che dal mio punto di vista lo Stato ha semplicemente fatto una bellissima operazione di maquillage, raccontando che mette fuori una valanga di soldi perché ha fatto un moltiplicatore, ha detto le famiglie con un reddito ISEE sotto i 40.000 euro sono X, moltiplichiamo per 500, facciamo i figoni, diciamo che siamo bravi. In realtà poi l'utilizzo sarà estremamente scarso, e in ogni caso non sarà questo il sistema che aiuterà alla performance della crescita del mondo del turismo. Sotto l'aspetto pratico, io credo che noi come network abbiamo già studiato un'operazione migliore. Nel momento in cui abbiamo deciso di regalare a tutti coloro i quali prenoteranno una vacanza da qui al 31 dicembre, gli regaleremo un buono da 500 euro da utilizzare sul nostro portale Mondo Esclusivo, di per sé l'operazione privata è sicuramente meglio dell'operazione pubblica, ma questo è un déjà vu. Purtroppo siamo in uno stato deficitario, purtroppo siamo in uno stato fallito, non possiamo aspettarci più di tanto, dobbiamo cavarcela con le nostre mani. I clienti li ritroveremo, perché comunque il potere di acquisto della clientela nella maggior parte dei casi non è diminuito. Dovremmo essere semplicemente bravi a dare la nostra professionalità, a dare i nostri servizi, ad essere garanti di quella che è la soluzione in un mondo turistico che può ancora funzionare, non certo grazie allo Stato. Ciao ragazzi!